Si ritorna in diretta da studio, ancora il buon mattino da Sammy Varin, 3 minuti dopo le 11. Il sito del Corriere apre con G7, disgelo, Meloni-Trump. La Premier dice l'incontro è andato benissimo, abbiamo riso e scherzato. Macron e Zelensky in corso sessione sull'Ucraina. Subito sotto, droni ucraini colpiscono siti petroliferi a Mosca e a Krasnodar. Zelensky: ho proposto a Trump di incontrare Putin negli Stati Uniti. E poi, ultima ora da Milano, tutti assolti al processo per la torre di Via Stresa, costruttori in buona fede nel seguire la prassi del comune e le sentenze dell'epoca. Qui Parlamento. Come sempre accade in apertura di trasmissione, il collegamento con il Parlamento. Oggi abbiamo con noi il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi portiamo una buona notizia. È conto alla rovescia, sto guardando il calendario, 19 giugno. 19 giugno, signori, si parla di telemarketing. La Lega ha ottenuto lo stop alle chiamate moleste. Giorgio, è la volta buona? Ma io credo proprio di sì. Noi l'avevamo già proposto insieme al Presidente della Commissione Finanze Massimo Garavaglia, insieme al Senatore Borghesi, che lui è capogruppo in Finanze per la Lega qui in Senato. L'avevamo già proposto al DL fiscale, però c'era stato dato un'estraneità per materia e alla fine non siamo riusciti a farlo rientrare. Abbiamo approvato un ordine del giorno. Con questo ordine del giorno nel Carburanti 4 siamo riusciti a inserire l'emendamento che è stato approvato in commissione e che estende in pratica la stretta sul telemarketing anche a tutte le chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Per noi questo è un segnale importantissimo, perché noi abbiamo i cittadini che sono bersaglio di telefonate invasive tutti i giorni, siamo noi stessi bersaglio, e noi queste molestie commerciali assolutamente non ci vanno bene. Perciò dal 19 giugno scattano queste nuove norme e senza un'esplicita autorizzazione non si va ad inserire anche il tema dei contratti, perché poi in precedenza, poi sapete attualmente molti cambiano fornitore con le telefonate, sia dal punto di vista energetico, telecomunicazioni. Noi parliamo addirittura che nell'ultimo anno circa 5 milioni di italiani hanno cambiato fornitore di luce e gas solo ed esclusivamente sulle telefonate, perché gli operatori sono molto aggressivi. Ma tenete presente che poi dalla bolletta media rispetto all'anno precedente è emerso un dato molto importante, che in pratica cambiando operatore hanno speso molto di più. La media si dice che c'è il 20% in più delle tariffe rispetto al mercato, ma va da 100 a 500 euro in più all'anno. Perciò parliamo di un telemarketing che stava diventando una teletruffa, e questo è molto molto delicato. Voi sapete che però, lo dico agli ascoltatori e lo dico anche a noi stessi, già noi avevamo inserito 2 tagliole all'agosto dell'anno scorso, novembre dell'anno scorso, e hanno subito uno stop già al 90% delle telefonate. C'era la possibilità di scrivere il numero nel registro delle opposizioni, che ad oggi è già 32 milioni di numeri iscritti, ma questo non bastava. Allora, di conseguenza, noi siamo riusciti ad ottenere questo perché abbiamo la possibilità di garantire che comunque non ci siano più queste chiamate, ma per essere delle chiamate effettivamente li possono solo fare gli operatori che sono autorizzati. Non tutti coloro che chiamano si inventano un call center e attraverso questo meccanismo favoriscono delle aziende che hanno tutto a che fare meno che col fare risparmiare il consumatore finale. Quindi la buona notizia è soprattutto che nel caso incappiate in qualche operatore che vi chiama nonostante tutto, attenzione, se l'operatore non è regolarmente autorizzato, qualunque contratto sia fatto da voi via telefono non avrà alcuna validità. È vero?
E certo, è fondamentale, ma anche perché questo ha generato solo l'anno scorso, le stime sono oltre 2 miliardi di danni di costi in più per gli utenti. Cioè, qui bisogna fare molta attenzione, cioè, o si stacca o non si risponde o non si dà del consenso, diciamo, senza aver capito di cosa si sta parlando, perché è fondamentale questo passaggio. Però io credo che dal 19 giugno, grazie alla Lega, grazie alla maggioranza, grazie al governo, siamo riusciti a inserire questo emendamento che va a bloccare una parte importante di queste chiamate, soprattutto quelle che rischiano di essere le più pericolose ma dannose per l'utente. Dall'altra parte, solo se il consumatore esprime il consenso, ma lo esprime in modo chiaro e trasparente, si potrà poi proseguire con eventuali contatti contrattuali, eccetera, eccetera, quello per cui oggi invece si incombeva in una situazione particolare. Noi non dimentichiamoci che l'autorità garante della privacy è un fornitore di luce e gas nel 2025, non facciamo cognomi e nomi, ma una multa di 890.000 euro, quasi 1 milione di euro, e invece per illecito di dati ai fini di telemarketing sono state effettuate multe, addirittura una multa che supera i 560.000 euro. Cioè, io credo che il giro d'affari del telemarketing, mi pare 2 anni or sono, era di circa 3 miliardi, ma oggi si stima che sia quasi di 4 miliardi di euro. Allora noi teniamo presente che chi ci chiama non è per salutarci, è per sapere come stiamo. Chi ci chiama è perché vuole venderci qualcosa o rifilarci qualcosa. Normalmente l'operatore, chi cerca, chi acquista, va a cercare lui il fornitore. In questo caso c'è questo grande interesse a contattare gli utenti, e perché si vuole cercare una strada, una scorciatoia per imporre un contratto vantaggioso, naturalmente più per una parte rispetto all'altra. Sicuramente la parte vantaggiosa non va in favore del cittadino, perciò molta attenzione a quello che si fa. E dall'altra parte noi siamo naturalmente a disposizione, poi se possiamo migliorare ancora in futuro vedendo cosa accadrà ai testi, siamo a disposizione, lo abbiamo fatto adesso insistendo più volte e lo faremo ancora, sempre solo nell'interesse dei nostri cittadini. Dal 19 giugno un ulteriore passo in avanti per limitare la rottura di scatole del telemarketing. Grazie al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Buon lavoro. Grazie a tutti voi e un caro saluto agli ascoltatori. Buona giornata. Qui Parlamento. Sono le 6 su questo terrazzo che non dorme mai. Ci porto i miei pensieri nascosti, sogni appesi di mostri che non abbraccio mai. Brillano sempre di più le luci calde di questa città. E tu dove sei? Chissà cosa pensi in mezzo a tutto sto caos. Siamo dentro sti testi con la testa in blackout. Per un po' io sparirò senza far rumore, solo per un altro po'. Non ho più scuse per dovermi frenare. La mia mood dice che dovrei lasciarmi andare. Sono in bilico, forse in pericolo. Capisci che a me tu per dimenticare. Hai rotto déjà vu, lasciami strappare un'ora in più solo per ancora immaginare. Sono un brivido adrenalinico, sono un gioco da carta se vuoi volare. Sono le 6 sopra Superga, non si dorme mai. Qui porto i miei pesi più grossi, le paure e i discorsi che non affronto mai. E prendo aria mentre guardo giù, mi sento viva e malinconica, ma è tutto ok. Ci sentiamo un po' persi in mezzo a tutto sto caos. Siamo storie complesse che vagano invernare. Un po' io sparirò senza far rumore, solo per un altro po'. Non ho più scuse per dovermi frenare. La mia mood dice che dovrei lasciarmi andare. Sono in bilico, forse in pericolo. Ma capisci che a me tu per dimenticare. Hai lo déjà vu, lasciami strappare.
dovermi frenare. La mia mood dice che dovrei lasciarmi andare. Sono in bilico, forse in pericolo. Baccarisce camel blu per dimenticare. I don't do déjà vu, lasciami strafare. Un'ora in più solo per ancora immaginare. Solo un brivido adrenalinico. Solo un gioco da mi ricordo se puoi volare. Oh, non si sta mai fermi, ragazzi, e che ritmo, perché qualcuno a quest'ora magari gli viene l'abbiocco dopo tutte queste belle notizie in rassegna stampa. Tranquilli, adesso arrivano quelle belle di notizie, qualcuna è già arrivata. Intanto questo era il pezzo di Victoria Greta Sannino intitolato Le Sei, una canzone che nasce come rifugio interiore, che parla di consapevolezza e libertà emotiva. Ma signore e signori, a proposito di libertà, a proposito di cultura, anzi di culture, è in arrivo una manifestazione bellissima nella Bergamasca, molto conosciuta non soltanto in Italia, arriveranno veramente da ogni parte. Una manifestazione che parla di tradizioni e che parla varie lingue. Fatemi salutare con noi il fondatore, direttore artistico de Lo Spirito del Pianeta, Ivano Carcano. Ciao! Ciao a tutti voi. Piacere, il principale festival in Italia dedicato ai popoli indigeni, alle culture tribali, alle tradizioni del mondo. Allora, intanto chi ci guarda in radiovisione, vi faccio vedere questo splendido filmato, veramente che già racconta tantissimo, ma io chiedo a te come hai avuto questa idea. È un festival già molto conosciuto, c'è gente che aspetta ogni volta questo festival e ci sono ben 2 date, dal 18 giugno al 4 luglio a Casirate d'Adda, dal 30 luglio al 6 agosto ad Albino. Siamo sempre in provincia di Bergamo. Ivano, chi ha avuto questa idea? Come hai avuto questa idea? Perché da quello che capisco è roba tua, in simbiosi con chi, Ivano? Beh, con la mia regina, che è mia moglie, che è appunto, tra virgolette, appunto la figlia di uno dei più importanti capi Masai del Kenya, e inevitabilmente avendo questa possibilità di conoscere persone da ogni parte del mondo e avendo questo figlio in particolare con le popolazioni indigene, ovvio che non poteva che succedere qualche cosa che così si accendeva dentro di me, probabilmente appunto con qualcuno che arrivava da quei luoghi. E così è stato. La mia è stata una necessità. Non credevo a quello che, come spesso ci succede, ci vogliono dire e raccontare che dobbiamo pensare, no? Quelli brutti e cattivi di persone che vivevano da migliaia di anni nel Nord America, che si dipingevano i visi con le piume in testa, erano brutti e cattivi, dovevano essere eliminati. C'era qualcosa che non mi tornava e allora ho voluto, come spesso mi succede, andare a vedere come stanno le cose e sentire per la prima volta, per quanto mi riguarda, la possibilità di sentire il loro punto di vista, perché se Dio mi ha dato un cervello anche a me, non soltanto qualche persona su questo pianeta, perché probabilmente lo dovessi usare anch'io. E allora, facendomi raccontare chi sono, per cui presentandosi, raccontando qualcosa della loro cultura, ho capito come stava la realtà, che non era quella ovviamente che ci hanno raccontato. E allora da lì il mio così piacere di incontrare i nativi del Nord America, io leggevo soltanto da piccolo Tex Willer e Zagor, perché alla mia età si leggevano quelli, ed era inevitabile che avessi questo film particolare con loro. E quando ho avuto la possibilità di incontrare dei Blackfeet nel 1998 mi si è aperto un mondo. E è stato un mondo che ovviamente poi a 360 gradi mi ha portato a conoscere popolazioni indigene sul pianeta da ogni punto, da ogni angolo veramente di questo bellissimo pianeta. Senti, ma cosa hanno da insegnarci? Queste popolazioni che cosa hanno da insegnarci?
Purtroppo tantissimo. Sì. Dico purtroppo perché noi siamo talmente pieni di noi stessi che non riusciamo a capire dove dobbiamo ancora imparare, che ne abbiamo tantissimo da imparare e soprattutto tantissimo da ricordare, perché anche noi siamo indigeni, solo che non ce lo ricordiamo più o pensiamo che non possa essere interessante nel nostro mondo. E invece è esattamente l'opposto. Vedi, io ho iniziato a invitare qua loro perché si potessero raccontare e le persone, conoscendoli, iniziavano a dargli anche un maggior reciproco rispetto. No? Poi mi sono accorto che c'è gente in questo pianeta che lotta quotidianamente per la propria libertà, anche fisica purtroppo, non soltanto culturale, no? E c'è gente come invece noi che ormai diamo per scontato tutto e non ci accorgiamo di che cosa stiamo perdendo. Noi ci stiamo chiudendo nelle nostre riserve, che sono le nostre case. C'è sempre meno gente che si muove, che va a frequentare. Qualcuno dice, ma sai, ci sono meno soldi. E io quando ero piccolino non avevo una lira in tasca, eppure non stavo mai in casa. Questo non vuol mica dire che uno deve chiudersi in casa perché non ha dei soldi. La socializzazione, il confrontarsi, le relazioni, quelle famose nottate che quelli della mia età facevano sui muretti, è una cosa fantastica che mi ricorderò per tutta la vita. E non avevamo soldi in tasca e quindi non possiamo sprecare le opportunità che ci hanno regalato di avere quella fantastica cosa che si chiama libertà e chiudersi in casa perché abbiamo paura di perderci quello che pensiamo che sia la nostra ricchezza, perché ci siamo fatti, grazie a Dio, tantissime le nostre case, le nostre macchine, ma se poi non possiamo usare la nostra libertà per conoscere, per muoverci, per relazionarci, allora è come essere chiusi in una bellissima prigione dorata. Io non voglio stare in una prigione dorata, io voglio vivere, voglio confrontarmi e paradossalmente loro, gli ultimi di questo pianeta, sono qua a insegnarci cosa stiamo buttando via, cosa stiamo regalando a chi preferisce che noi stiamo chiusi in casa. E questo io non lo posso permettere per i miei figli, devo lottare fino in fondo perché questa cosa non succeda. Gulp, ecco, questa è la risposta di Sammy Varini. Dico, Gulp, quante cose importanti stai dicendo su una radio che, Ivano, è un caso, ma noi ci chiamiamo Radio Libertà. Per cui ormai ci scherziamo dicendo sì, Radio Libertà vigilata, perché alla fine devi stare dentro determinati termini. Però hai detto benissimo, questo incontro, questo festival dedicato ai popoli indigeni, lo spirito del pianeta, ripeto la data, dal 18 giugno al 4 luglio a Casirate d'Adda, dal 30 luglio al 6 agosto ad Albino, siamo sempre in provincia di Bergamo, Lombardia. È un incontro tra indigeni, perché anche noi non ce lo ricordiamo proprio più, siamo stati indigeni. Dimmi perché partecipare a questi eventi, cosa c'è secondo te di particolare che potrà piacere molto, ma da quello che ho capito c'è la possibilità anche di portarsi a casa un pezzo di queste popolazioni, ci saranno espositori e ci saranno persone che da tutta Italia arrivano, che si danno appuntamento qui, anche perché questa non è soltanto una kermesse culturale, ma c'è la possibilità anche di far costruire pozzi, scuole, di fare qualcosa per quelle popolazioni. Ivano. Assolutamente sì, come dicevi tu, il contenitore che abbiamo voluto creare che potesse darci maggiori informazioni e approfondimenti il più possibile, per cui artigianato da tutto il mondo. Guarda, noi siamo proprio di fianco a un centro distribuzione di artigianato che una volta erano i nostri negozietti della Sciura Maria che abitava sotto casa nostra, che non esistono più, e adesso l'hanno concentrati tutti in questi mega complessi dove arriva tutto lì, con questi tantissimi centinaia di camion quotidianamente, e smistano le cose comprate via web. E ci siamo giocati una delle nostre ricchezze, no? Senza neanche magari pensarci. Qui abbiamo gli artigiani, ci sono alcuni artigiani che ancora lavorano quotidianamente con il legno, con i tessuti. Avremo i monaci tibetani che faranno vedere questi bellissimi mandala con i loro significati profondissimi. Abbiamo questa parte di artigianato che è cultura, è tradizione, è sopravvivenza, come lo sono anche quei 10 ristoranti da tutto il mondo che qua sono rappresentati con i loro prodotti, perché ovviamente per noi italiani non esiste una parola più azzeccata parlando di cultura come il cibo. E oltre a questo cosa abbiamo creato? Laboratori, conferenze, oltre ai loro momenti di danze tradizionali. Ma
non soltanto. Quest'anno qua abbiamo voluto creare qualche cosa per tornare a percepire quelli che sono le visioni di vita, di significato di queste popolazioni, creando un percorso che si chiama percorso conoscenza, cioè all'interno di questi biglietti che noi abbiamo preparato di sottoscrizione ci sono delle caselle dove sono rappresentati 5 popoli. Ognuno di questi popoli ha uno spazio dedicato dove ti farà fare un percorso, e ci posso fare ad esempio un esempio, quello degli Aztechi, dove riprodurranno tutti dei suoni tradizionali, ovviamente legati alla natura, perché ti dovranno dare la possibilità a te di capire qual è l'animale totem degli Aztechi della notte. Con questi suoni tu dovrai cercare di capirlo e scriverlo su questa casella, così facendo gli altri laboratori. Al termine, all'InfoPoint, potrai portare il tuo biglietto e se avrai indovinato, avrai sentito, avrai ascoltato l'energia di quello che ti hanno trasmesso, vincerai anche un CD con diverse popolazioni indigene così rappresentate. È uno stimolo. Ho voluto creare questa cosa perché magari, voglio dire, non sarà certo un valore immenso, però io ti cerco di stimolarti ad ascoltare, a tornare a sentire te stesso, a sentire gli altri, perché il nostro comune denominatore quest'anno è noi, non io. Siamo una comunità, ognuno di noi è importantissimo in ogni singola comunità. Non c'è un popolo indigeno che non fa questo nella sua quotidianità, perché loro sanno benissimo che nelle difficoltà le società che sopravvivono sono quelle che sono in connessione fra di loro, ognuno al loro livello, ognuno con la propria specificità, ma assieme. I Masai, quando vengono attaccati da qualche leone nei recinti, è il villaggio che si muove nei suoi guerrieri, non è importanza di che famiglia appartieni, si va per difendere la comunità, cosa che ovviamente mi pare palesemente abbiamo dimenticato, perché ognuno di noi ormai è se stesso. Ognuno vive addirittura nelle nostre famiglie non c'è più unione, figuriamoci nelle comunità. Questo è il momento più pericoloso che secondo me stiamo affrontando, perché nel momento in cui arriveremo totalmente ad essere soltanto io, allora a quel punto dobbiamo essere veramente preoccupati. Vedi, un famoso capo indiano del Nord America ha scritto una volta: se siete venuti per aiutarmi vi ringrazio, ma non ne ho bisogno. Ma se avete capito che la vostra libertà dipende anche dalla mia, allora possiamo incominciare a camminare questa strada assieme. Come al solito, gli indigeni ignoranti ci insegnano moltissimo. E cavoli, Ivano Carcano, ci hai dato una bella lezione, anche perché noi parliamo in gran parte della nostra giornata di politica, cerchiamo la buona politica e fare squadra almeno sulle cose che riguardano le nostre terre sarebbe bellissimo. Signori, un incontro tra indigeni dal 18 giugno al 4 luglio a Casirate d'Adda, dal 30 luglio al 6 agosto ad Albino, provincia di Bergamo. Lo spirito del pianeta.it, trovate tutto quanto su internet. Ivano, veramente grazie per queste bellissime idee, questo sprone che ci dai, un grande abbraccio a te e alla tua regina. Grazie mille di cuore, ricordatevi, l'ingresso è gratuito perché tutti dobbiamo poter avere la possibilità di ascoltare. Vi aspettiamo, grazie per questa chiacchierata. Buona giornata a tutti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Mi sono dimenticato di chiedergli cosa si mangia. Io sono stato una volta al ristorante africano in Porta Venezia, ma tanti anni fa, e ho mangiato come un porconcello, però si mangiava con le mani, attenzione, dei schifiltosi a casa. Non ho mangiato robe buone, signori. 11:27, sto per andarmene. No, tra pochissimo arriva Sabrina Russo da Sant'Antimo in provincia di Napoli, nei nostri studi, apposta per voi, cari ascoltatori. E allora gli appuntamenti da non scordare targati Lega, vi ricordo il 20 e 21 giugno. Questo weekend. Allora, se al centro-sud la Lega farà gazebo per dire vogliamo Matteo Salvini ministro dell'interno, e chi non lo vuole, cavolo, sarebbe quello sì, un bel pungolo potente per questo governo, altro che Vannacci. Qui a Milano, questo weekend, sabato e domenica, 20 e 21 giugno, ci sono le primarie, chiamale come vuoi, consultazione cittadina, scegli il tuo sindaco
per Milano. Un esempio? Vuoi che a Milano ci sia un traffico più scorrevole, alternative viabilistiche sostenibili, sicure, efficienti, meno code, meno disagi? Le piste ciclabili, ragazzi, stanno tenendo banco, sono loro che comandano. 20 e 21 giugno girate per Milano, cercate il gazebo della Lega e scegliete un nome. Noi non imponiamo niente, non proponiamo nulla e siete voi che dovete proporre un nome come sindaco di Milano. È un'occasione da non perdere, solo la Lega sta portando avanti questa cosa, visto che il resto del centrodestra ronfa, dorme, ok? Chiaramente sul sito della Lega, su tutti i siti che fanno capo alla Lega, trovate i gazebo in giro per Milano. Te li faccio vedere, guarda qua, dove si vota. 20 giugno, via Losanna, facciamolo vedere Francesco, mostriamolo. Via Losanna, via Osoppio, piazzale Velasquez, via Oglio, via Valvassori, piazzale Martesana, via Domodossola, via Forze Armate, via Bonola, signori, tutto il 20 di giugno, ma saranno una trentina, le piazze e le vie. 21 giugno, via Padova, via Berra, via Cagliero, via Arezzo, Parco Martiri Libertà, insomma, fate un giro sui siti della Lega e scoprite dove si può votare, dove si può scegliere, proporre un sindaco per Milano, visto che ormai bisogna metterlo sul tavolo un nome del sindaco o no. Appuntamenti da non scordare, targati Lega, signori, e vi ricordo che sono partite le feste della Lega, già questo weekend ce ne sono state, ma in arrivo a Milano Marittima il 26 e fino al 28 giugno Nexus, la generazione che non si arrende, proposto dalla Lega Giovani, e anche qua date una sbirciata sul sito e sui social della Lega Giovani. Già da mettere in calendario a Pontida, area feste di Cisano Bergamasco, la Lega Pontida Fest vi propone robe buone dal punto di vista mangereccio e dal punto di vista politico. Dal 15 al 19 luglio Lega Pontida Fest presso l'area feste di Cisano Bergamasco in provincia di Bergamo. Dal 17 al 19 luglio Lumbar Fest, la 29esima festa della Brianza Lecchese a Imbersago, area feste via Resegone. Ma senza andare così in là, questo venerdì 19 giugno festa della Lega a Caronno Varesino in provincia di Varese, area festa Parco Giochi via Macchi. Chiaramente vi aspettiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate in primavera la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro. Trasporto
gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eri come il primo raggio di sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti, una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice. Eri l'acqua che disseta anche una pietra, il tempo che non chiede più che ore sono. E ora mi sveglio col tuo nome tra le ciglia come sabbia, in una clessidra ferma. Sei la luce che non fa dormire, sei vento che mi sfiora ma non vedo, sei una canzone senza finale, sei la cura che non smette di far male. Ti cerco in ogni angolo del cielo, ma chi ha perso l'universo intero. Impara a sopravvivere nel vuoto, impara a sopravvivere nel vuoto. Sei il silenzio che precede la pioggia, nelle pieghe di un sorriso che fa. Sei l'eco della tua favola interrotta, sei quella virgola dell'ultima parola. Ti sento ridere negli angoli di casa, come se fossi lì nascosta tra i respiri, come se il mondo non sapesse più spiegarmi come si faccia a vivere senza più averti. E ora mi sveglio col tuo nome tra le ciglia come sabbia, in una clessidra ferma. Sei la luce che non fa dormire, sei vento che mi sfiora ma non vedo, sei una canzone senza finale, sei la cura che non smette di far male. Ti cerco in ogni angolo del cielo, ma chi ha perso l'universo intero. Impara a sopravvivere nel vuoto, impara a sopravvivere nel vuoto. Sei la luce che non fa dormire, sei vento che mi sfiora ma non vedo, sei una canzone senza finale, sei la cura che non smette di far male. Ti cerco in ogni angolo del cielo, ma chi ha perso l'universo intero. Impara a sopravvivere nel vuoto, impara a sopravvivere nel vuoto. Non capita facilmente di avere Napoli qui in Via Bellerio, proprio dal vivo, di avere la cultura di Napoli, di avere la lingua, il dialetto, ciò che Napoli rappresenta attraverso generazioni e generazioni, ma viene portata avanti questa cultura da una delle ultime generazioni, da una ragazza giovanissima, e ne state sentendo parlare in questi mesi perché la seguiamo. Ogni suo nuovo singolo è in rotazione su Radio Libertà. Signori, negli studi di Milano, Via Bellerio, Sabrina Russo! Buongiorno, ce l'abbiamo fatta finalmente. Sei viva, ti sto toccando le mani. Carne ed ossa. E lei, signora, una volta tanto non è in telefonica, non è in video, Skype, è proprio qui dal vivo, e ci hai fatto
un regalo bellissimo. Te la sei fatta tutta in treno, mi dicevi ieri? Sì, sono venuta in treno insieme al mio papà, anche perché abbiamo approfittato per salutare i parenti qui di Milano. Ciao papà, come si chiama il papà? Francesco. Francesco, arrivato con Sabrina per salutare i parenti che sono qui nell'Interland, Esatto, Cinisello sì. Sesto. Dove sono? Dove sono? Arluno, Cinisello, sì, Arluno, quindi siamo certo. proprio qui vicino. E quindi è stato un bel viaggio, soprattutto perché ecco, la destinazione era questa, dopo tanti mesi che ci vediamo, ci sentiamo. Cioè, capite? E questa, ti dicevo prima a microfono spento, praticamente è la prima radio del nord che frequenti dal vivo. Esatto, quindi è potremmo una dire festa. che sei stato il primo. Che onore. È il primo ad averci creduto davvero, quindi questo qui per me è importantissimo. Lo sai che non è così, lei è umile, però è vero, è sempre difficilissimo trovare spazio per gli artisti indipendenti sulle grosse, grasse radio, perché purtroppo gli artisti non pagano, e quello è il problema delle radio importanti, perché ormai fare radio è business, e quindi se vuoi essere intervistata ci devi pagare. Questo purtroppo non è giusto, anche perché, come dicevo prima, la musica è cultura. E nel caso di Sabrina Russo, che trovate facilmente sui social, sugli store digitali, lei porta avanti davvero la cultura, partendo dall'inizio, fin dal tuo primo singolo, penso, adesso non so, non li conosco proprio a memoria, ma tu hai portato avanti la cultura, la lingua napoletana, perché il dialetto napoletano è una vera e propria lingua conosciuta in tutto il mondo, inserendo nelle tue canzoni che cosa hai voluto inserire? Io ho letto addirittura i detti napoletani si sono trasformati in canzone. Spiegaci. Allora, intanto nasce tutto per una scommessa con il mio insegnante, che mi disse: esci un po' dalla tua zona di comfort. Io da napoletana non cantavo in napoletano, al che lui mi ha detto: è una cosa assurda e probabilmente fa anche ridere che una cantante non canti la sua lingua madre, quindi ti invito a scrivere qualcosa che possa rappresentarti. Ovviamente magari trova anche una strada che possa essere un mix tra italiano e napoletano, e così nasce Agapeno Tribunal, che nasce da ogni capeno tribunale, appunto, un detto che sentivo spesso dire dai miei nonni. Poi ovviamente è un detto che è stato perso, no? Nella tradizione, soprattutto dalla mia generazione, che ormai parla in modo anche molto, mi permetto di dire, quasi superficiale, senza dare un'importanza o un peso alle parole che vengano dette. E ovviamente poi, come si dice, dalla prima canzone sono nate poi le altre, quindi Las Gorromunno Como Va, che parla un po' della mia Napoli, che per quanti problemi ci possano essere come in qualsiasi città, io alla fine resto lì, perché sono una persona che spera sempre in un futuro migliore, soprattutto anche guardando al futuro, alle nuove generazioni. Se non lo facciamo noi giovani, che miglioriamo quello che abbiamo, chi lo fa per noi? Vabbè, siamo andati avanti con Te porto in coro, una canzone dedicata ai genitori, perché noi figli diamo sempre un po' troppo per scontato. E poi c'è Quando corovò non ci stanno catene, che parla un po' dell'amore ai tempi dei social, no? Io guardo l'amore dei miei nonni, che è nato si può dire quasi da bambini, no? Avevano 14-15 anni, all'epoca funzionava così, già era tardi per il matrimonio, e poi ecco, sono nati figli, siamo nati noi nipoti, e poi l'ultimo brano si è un po' distaccato dai detti napoletani, perché ho voluto dire un qualcosa di diverso, che è Clessidra Ferma, che è il brano che abbiamo appena finito di ascoltare. Magari ecco, lo affrontiamo tra un pochino questo argomento. Allora, io rimango a bocca aperta, perché a parlare con noi in diretta nazionale su Radio Libertà non abbiamo una ragazza, tra virgolette, dei tempi passati, e quindi una persona che ha vissuto, che ha... cioè, quanti anni hai, Sabrina Russo? 26. A 26 anni la Sabrina si fa portatrice di questa cultura napoletana, di questo territorio, ed è un esempio per tutti noi, ragazzi. Voi che ho appena finito di parlare di Milano, dobbiamo scegliere un sindaco per Milano, signori, ma quanti di voi
sono interessati alla propria città, parlano ancora la lingua, il dialetto del proprio territorio, portano avanti quelle che sono le tradizioni che ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni, e abbiamo imparato tutte le lingue del mondo, stiamo imparando persino il cinese, ma non sappiamo più la lingua del nostro cuore, la lingua dei nostri genitori, dei nostri nonni. Questa è una cosa gravissima e faccio mea culpa, mi sto dando proprio le pugnalate qui sul cuore perché siamo i primi noi che non abbiamo insegnato ai nostri figli a parlare dialetto, in questo caso il dialetto lombardo. Ma come funziona da voi, Sabrina? Mi spieghi un attimo a Napoli come fate? Com'è che un bambino, una bambina nasce e parla già napoletano? Com'è possibile questa cosa? Allora, diciamo che Napoli si mastica in tutte le strade, anche quelle della provincia, perché io appunto non sono di Napoli centro, sono della provincia, anzi sono di Sant'Antimo, e lo dico anche in modo molto fiero perché il mio paese è un paese che viene spesso nominato per cose negative, invece a Sant'Antimo ci sono tante cose belle e tante cose positive, quindi è giusto ricordarlo, anche perché la città natale di Nicola Romeo, voglio dire, quanta gente all'Alfa Romeo, ecco, è il nostro compaesano. Salutiamo Antonino Danna che conduce una trasmissione la sera e porta avanti proprio una trasmissione sull'Alfa Romeo e sulle vecchie auto il sabato mattina. Ciao Antonino, e mi pare che adesso non mi ricordo se era l'Alfa Sud o qualcosa del genere. Vabbè, lascia sta. Dicevamo. Quindi Napoli c'è sempre, anche nel dialetto, non per forza in modo negativo, volgare, cioè ad esempio ci sono determinati modi di dire, tipo e andiamo, dai, è un rafforzativo, come fai a dire andiamo, cioè perde tutto il suo valore, è una cosa, oppure qualcosa che estremamente poi cambia molto, diciamo, l'intensità con cui uno dice wow. No, questa è una cosa che mi fa molto ridere perché diceva Siani, però è vero perché è come viene pronunciato, ha tantissimi significati, quindi i bambini già capiscono dalla semplice sillaba che noi utilizziamo, perché alla fine wow è finita, no? Eppure significa tanto, quindi ecco, noi cresciamo in questo modo, ovviamente parlando anche in italiano, a casa mia si parla in italiano, ovviamente quando c'è qualcosa che particolarmente ti dà fastidio esce l'intercalare napoletano, questo penso sia logico e naturale, ripeto, è rafforzativo, quindi utilizziamo la nostra lingua per questo. Anche perché poi ci sono dei termini che comunque in italiano non hanno lo stesso significato, lo stesso odore, la stessa potenza, e quindi a volte devi utilizzare la lingua. Adesso parliamo del napoletano, ma anche in brianzolo, in milanese, ci sono dei termini che non si riescono a tradurre bene nell'italiano, così come molto spesso, ragazzi, facciamo l'errore noi di utilizzare la lingua inglese e quindi ci dimentichiamo che ci sarebbe anche una traduzione in italiano di quel termine, ma lo diciamo in inglese. Troppo a fatica. Sabrina Russo, cosa metto adesso? Scegli. Facciamo Te porti in tuo cuore, perché questo è uno di quei brani. Dove la trovo? Eccola qua. Questa qui. Dov'è? Esatto, questa? perché Eccola questa lì. qui è uno appunto di quei brani che io ho scritto totalmente in napoletano, perché in italiano le parole non sarebbero bastate. Dai. Quindi, ecco, vedi, mi riaggancio a quello che hai detto. Fantastico. Signori, la trovate facilmente. Io adesso ho aperto YouTube, basta scrivere Sabrina Russo, lingua napoletana, ma non soltanto, perché le tue emozioni sono veramente trasmettibili e ricevibili da ognuno di noi e ripeto, sei un esempio molto bello di una nuova generazione che non si arrende, attenzione, ai Maranza, alla malavita, non soltanto al sud, ma anche qui al nord andiamo tranquillamente avanti male, ma soprattutto al cambiamento, alla globalizzazione e a tutto quello che ci sta portando via dal nostro territorio. Cosa c'ha da dire? Mi sta facendo le facce. No, ti sta dando ragione. Mi sta dando ragione. Mi sta dando ragione. Grande filosofo. In poche parole sta dicendo che sparavo cazzate. Ma no, faccio finta di non aver capito. Sabrina Russo, te porto. Attenzione, il dint con l'apostrofo, sì.
Dint o core, che non è didn't, subito ci viene in mente l'inglese, non è inglese, questo è napoletano. Sabrina Russo, a te. Tu che tenevi una suona che mi è passata tinta all'anima, tu che hai vissuto con me tenendomi per mano, la passerete per mezzo a ogni caruta, tu che paura tieni pure tu, e mi saluta innanzi a chi sto scuro, hai vissuto ogni successo mio come se fosse tuo, con che l'occhio che mi pare una creatura, ti porto in tuo cuore non mi dice sempre, ma quando fai la mondo che tenga ritta, ti porto in tuo cuore quando moro sola, con che l'occhio stanco e sente che stai a fianco a me, ti porto in tuo cuore, tu non sei spazzata ancora, sì che l'esempio che sta sempre là, ti porto in tuo cuore scritto in coppa un biglietto che mi fai prima che te ne vai, che mi fa capire che sei stata qua. Che pensi te giorni, che tengo in dall'anima, lo asse che li ferite e può acconciarsi cose che non mi hai mai spiegato e mo ci stanno ancora, e che sento se non parli più, perché ti sacci come mo sei tu, sì che la bussola che guarda quando perda via, che l'impano che raccontano una storia, ti porto in tuo cuore non mi dice sempre, ma quando fai la paura che tenga rinda, ti porto in tuo cuore quando moro sola, con chi l'occhio stanca e sente che sei fianco a me, ti porto in tuo cuore che non sei spezzato ancora, sì che l'esempio che sta sempre là, ti porto in tuo cuore scritto in coppa un biglietto che mi fai prima che te ne vai, che mi fa capire che sei stata qua. Ti porto in tuo cuore non mi dice sempre, ma quando fai la mondo che tenga rinda, ti porto in tuo cuore quando moro sola, con chi l'occhio stanco e sente che sei a fianco a me, ti porto in tuo cuore che non sei spezzato ancora, sì che l'esempio che sta sempre là, ti porto in tuo cuore scritto sopra un biglietto che mi fai prima che te ne vai, che mi fa capire che sei stata là, che mi fa capire che sei stata qua. E non dirmi che è finita la canzone, come se non lo sapevo, è che qua si chiacchiera, ci si racconta la vita, si racconta di Sant'Antimo, dicevamo prima che cavolo, ma ogni nostro territorio è bello, racconta di tradizioni, poi a volte diventa famoso per qualcosa che è successo. Insomma, mi viene in mente Erba, la strage di Erba, una bellissima zona della Brianza, stupenda e famosa per la strage di Erba. Esatto. Uno pensa solo Quindi, a quello. esatto, poi ci sono sempre, ecco, ricordi poi in negativo e non in positivo. Anzi, aggiungo una cosa molto carina del mio paese, che stiamo organizzando un festival che si chiama il Festival di Sant'Antimo, che è nato da un'idea, vabbè, lo dico, mia. Stavo Però- indicandoti, no? Perché Però- tu sei la direttrice artistica, è Esatto, vero? esatto. Però organizzate insieme a tanti altri giovani del territorio, anche grazie al consigliere Esempio, che poi è diventato un amico perché mi ha appoggiato tantissimo in questa mia iniziativa. E noi cerchiamo di dare una possibilità, diciamo, artistica a tutti coloro che vogliono esibirsi sul palco per la prima volta, anche perché sappiamo che la musica ormai è diventata un bene di lusso e purtroppo non tutti possono permetterselo. Quindi regalare un momento sul palco a delle persone che magari l'hanno sempre sognato, ecco, siamo arrivati noi col Festival di Sant'Antimo, quindi magari un giorno verremo ricordati per questo. Assolutamente sì, e carissima signora direttrice artistica, piacere Sammy Varin, Molto piacere, onore. porgo la mano e se hai delle proposte musicali, artisti, commedianti, chiunque abbia ancora coraggio di
parlare, di trasmettere, lo sai, noi di Radio Libertà Assolutamente. siamo a disposizione, quindi tranquillamente portaci avanti, perché è bellissimo dare la parola ai giovani e soprattutto cantare, ballare, scrivere, suonare, sono modi importantissimi per comunicare. Oggigiorno a mancare proprio la comunicazione. Signori, Sabrina Russo con noi per portare avanti il suo discorso musicale, un discorso anche strumentale, perché oltre ad avere portato avanti i modi di dire della tua terra, tu hai trasformato i suoni della città in musica. Sì. Un altro progetto targato Sabrina Russo. Di che si Esatto. tratta? Allora, io sono laureata in composizione. Tra le altre cose, Tra le altre cose, perché no. se fate un giro sulla sua pagina Instagram, cosa bisogna scrivere? Sabrina Russo con 2 U, perché purtroppo con una sola già era stata presa, insomma. Ci hanno rubato. Non le fa pagine. niente, non fa Se niente. fate un giro sulla sua pagina Instagram, tra le lauree che venite a conoscere, io scherzo, ma veramente sei un miracolo ambulante ed è una Grazie. cosa bellissima. C'è un altro progetto che Esatto. si chiama... Linea Metropolitana 1, un'orchestra urbana, perché noi abbiamo la linea 1 a Napoli che ci accompagna, appunto, collega un po' tutta la città ed è la linea che ha collegato il mio paese al Conservatorio di Napoli. Quindi io ogni giorno facevo queste fermate, mi fermavo e 6 in particolare mi hanno segnata per un motivo o per l'altro. Io farei ascoltare quasi quasi Dante, che è proprio quella lì che insomma è la fermata dove tu scendi per arrivare in conservatorio. E l'idea come è nata? È nata perché il mio insegnante disse: devi scrivere questa tesi, falla su qualcosa che ti ha spinta fin qui. Letteralmente io ho preso, insomma, le sue parole e le ho trasformate in musica. Alla fine mi sono resa conto che Napoli è bella anche da osservare e spesso le parole non bastano. Allora entra in gioco la musica e ho sfruttato un po' le mie competenze musicali per creare questo disco, che è un disco jazz strumentale, e in questo caso è un quintetto in omaggio ai 5 anni di conservatorio e basta, questo è quanto. E dici niente, posso specificare una cosa, perché adesso io ho quasi timore a trasmettere la musica, artisti indipendenti e non, perché lo stesso Francesco prima sentivamo, non vi diremo mai quale pezzo, e mi ha detto: ah, ma qui è tutta intelligenza artificiale. Ecco, vogliamo specificare che questi sono vivi, sono veri, suonano veramente. Esatto, sì. Io adesso devo specificarlo, perché anche le voci, gli strumenti sono fatti così bene a volte, ma sono finti. Nella musica di oggi ormai l'intelligenza artificiale sta imperando, mentre possiamo dirlo, Sabrina Russo, si può utilizzare l'intelligenza artificiale, ma forse deve servire soltanto per dare qualche spunto, magari per incastonare, arricchire qualcosa che magari ti manca, magari non riesci ad arrivarci da solo lì per lì. Giustamente può capitare, comunque la mente umana a un certo punto ha dei limiti, a differenza dell'intelligenza artificiale che non ne ha, e quindi può essere un aiuto, però non può essere la sostituzione, perché così automaticamente ci stiamo togliendo il nostro lavoro. Parole sante, signori, e qui veramente dobbiamo ringraziare e salutare Sabrina Russo. Ci saluteremo proprio con questo pezzo della Linea Metropolitana 1, un'orchestra urbana intitolato Dante. È un omaggio proprio alle varie fermate della metropolitana napoletana. E io vi devo salutare con un bellissimo regalo che Sabrina Russo ci ha portato. Francesco, riesci a fargli un primo piano? Perché questo mai pensavo, ma siamo nuovamente in rassegna stampa, perché su tutti i giornali oggi ancora una volta chi c'è? C'è Matteo Salvini. Nel bene, nel male, Matteo Salvini. E questa statuetta da dove arriva? Da San Gregorio Armeno, quindi ecco, vedi, ti ho portato Napoli. E qui io rimango sbalordito dalla tua gentilezza, dal tuo amore verso
verso il territorio, perché San Gregorio Armeno, lo sapete, è famoso in tutta Italia e in tutto il mondo proprio per questo, per le bellissime statuette, per il presepio che poi hanno dedicato un po' a tutti i grandi personaggi. In questo caso questo è Matteo Salvini, che da oggi campeggerà nella nostra redazione, perché nel bene o nel male è veramente uno dei personaggi di cui ogni giorno si parla su tutti i quotidiani. Grazie Sabrina Russo, sei un tesoro. Grazie a voi sempre per ospitarmi. Un tesoro musicale da ricercare, come quando si fa la spesa e si cerca qualche cosa di veramente genuino, bisogna fare fatica. Ragazzi, fate fatica e cercate sui social Sabrina Russo. Grazie mille. Buona musica Grazie. Sabrina. Arrivederci. Ci sentiamo Dante.